Buongiorno belli! Buongiorno. Oggi giornata prenuragica, si va a vedere il villaggio nuragico di Serra Orios e più tardi la tomba dei giganti. Perché si chiama Serra Orios? Serra praticamente è la piana dove siamo adesso e Orios erano i contenitori dove venivano riposti il grano che coltivavano all'epoca. La particolarità di questo sito archeologico, che è considerato così importante in tutta la Sardegna, è proprio che si tratta di un villaggio vero e proprio e che non è stato riutilizzato dopo l'età del bronzo, quindi l'età del ferro non ha intaccato la struttura del villaggio, perciò possiamo vedere proprio le costruzioni esattamente come erano in origine per la civiltà nuragica. E la cosa incredibile che possiamo vedere è che tutte queste costruzioni dei nuraghi che troviamo in giro per la Sardegna sono fatte senza nulla che leghi le pietre l'una all'altra, quindi vengono strutturate partendo dalle pietre più grandi in basso e andando sempre più su fino ad utilizzare le pietre più piccole. Ci sono in Sardegna addirittura delle costruzioni che arrivano fino a 8-10 metri. Praticamente veniva sfruttato il peso delle pietre per tenerle in piedi, quindi è qualcosa di veramente incredibile. Infatti nuraghi viene dalla parola latina nur, che vuol dire appunto pietre. Va a venire a vedere la mia collezione farfalle, c'ho casa comunque dietro. L'ho presa da poco, sto ancora in fase del restauro, però è ancora un po' spoglia perché lo sto cercando ancora di arredarla bene, però non so come arredare il rotondo in realtà. Semplice, umile, senza pretese. La visita finita è stata veramente molto bella e abbiamo trovato sul tragitto delle margherite bellissime che sono fatte così. Queste margherite in Sardegna hanno dei petali meravigliosi. Per chi non lo sapesse, noi siamo artigiani e quindi creiamo dei gioiellini con la resina e con i fiori essiccati all'interno. Quindi, visto che i fiori li raccogliamo noi e li essicchiamo noi, abbiamo raccolto un po' di margherite e adesso le prepariamo per metterle a seccare. Ora si mettono nei libri, in questo caso i viaggi di Gulliver, ci è capitato, e poi niente, li lasciamo qui a seccare per un mese e tra un mese vedremo quello che esce fuori. È un lavoro di pazienza, precisione e attesa questo qua, però dà un sacco di soddisfazioni. Siamo arrivati alla tomba Sena e Thomas, è una tomba dei giganti che sta a solo 6 km di distanza dal sito nuragico che abbiamo visto e si accede con questo cancelletto che è chiuso e si raccomandano poi di chiuderlo per non far scappare le pecore ai pastori. Il sito è gratuito, quindi perfetto. Arriva a questo bivio, dici ma dove si va? C'è una bella freccia di pietre. Queste frecce che indicano il cammino, secondo me, sono proprio simbolo dell'accoglienza del popolo sardo, cioè perché è un gesto gentilissimo, ma fatto con qualcosa di veramente semplice, povero, bello. Eccoci qua, siamo arrivati. Tadam! Quella lì che vedete piccola è la porticina che porta agli inferi.
stele molto famosa che abbiamo alle spalle, pensate che pesa 7 tonnellate. Tutte le pietre che sono messe intorno a forma di semicerchio delimitano l'area che era quella sacra, religiosa. La cosa particolare della porticina è che è così piccola perché i vivi non possono accedervi, quindi è soltanto per le anime che devono andare nell'aldilà. Tutt'oggi viene considerata una zona di grande potenza e tanti vengono qui proprio a prendere energia da queste pietre. Bellissimo, è veramente incredibile. Comunque ti dà un'emozione entrare in questi posti che è unica al Mistica, mondo, proprio. bellissimo. Niente, siamo arrivati dalle parti di Orosei per cercare una spiaggetta. Abbiamo trovato questo bello spottino fronte mare dentro una pineta, però ovviamente c'è il divieto sia di sosta che di campeggio per i camper, perché c'è un campeggio vicino. È ovvio però che il campeggio adesso è chiuso, quindi noi comprendiamo il fatto che quando c'è un campeggio i camper facciano lavorare il campeggio, però di febbraio col campeggio chiuso perché non si può stare. Quindi volevamo pranzare qui, ma niente, ecco, ci facciamo un paninetto al volo che il pancarretti salva sempre la vita e poi ci spostiamo. Abbiamo scoperto che al comune di Orosei non si trova parcheggio per camper, banditi per sempre, così ci siamo spostati, abbiamo letto che c'era un parcheggio camper in questo paesino che si chiama Caltellì, solo che il parcheggio camper, raga, sta in discesa così e quindi è il momento delle scarpette perché se no dentro dormiamo tipo pipistrelli. E olè! Grande! Bellissimo! Guarda l'agnellino! Cioè io questa terra la amo per questo, Che proprio per grande. questo momento qui. Le pecore, Ale, il mammut. La serata termina con cheeseburger fatti in casa, già azzannati, e filmetto horror in un paesino all'interno della Sardegna. E da paura, si sta da paura. Top. Raga, buona serata, buonanotte e buona cena. Ciao!